Nelle giornate del 28 febbraio e del 2 marzo si sono concluse le periodiche sessioni di addestramento delle squadre neve e ghiaccio dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, squadre specializzate nell'effettuare soccorsi di qualsiasi tipo in zone innevate e ghiacciate, su valanghe in terreni montani ma anche in zone urbanizzate. Nella zona del Monte Canin e della Sella Bila Pec le squadre friulane hanno operato con condizioni meteo particolarmente rigide, raffiche di vento a 70 km/h e una temperatura percepita di meno 7 gradi. Hanno permesso ai vigili del fuoco di testare materiali e mettere alla prova in ambienti ostili tecnici del soccorso. Nelle 2 giornate esercitative i 20 operatori coinvolti hanno effettuato addestramenti mirati sulla movimentazione con sci e ramponi, tecniche di autosoccorso e di soccorso organizzato, nonché il corretto utilizzo di attrezzature tecnologiche per la ricerca dei dispersi in valanga. Gli operatori hanno simulato il recupero di 2 persone all'interno di un canalone ghiacciato attraverso la realizzazione di un ancoraggio con vari materiali realizzati direttamente nella neve. Hanno poi simulato la ricerca di 4 persone sepolte sotto una valanga, il loro ritrovamento con l'utilizzo degli apparati di ricerca travolti in valanga che tutti i frequentatori della montagna in inverno dovrebbero avere. Si è poi simulata la ricerca e il soccorso organizzato con sondaggio e il corretto modo di disseppellimento, nonché l'adeguato trattamento sanitario e imbarellamento con le tecniche in uso da anni al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.